Le rotture fognarie, la presunta irregolarità, l'emergenza transito e parcheggi, l'esposto della voce di San Leone contro la pista ciclabile al Viale delle Dune, le interviste alla VG. Dario Piparò. Dialogo con l'amministrazione, fallito, si procede per vie legali. Così Peppe Vita, presidente del comitato La Voce di San Leone. Non una presa di posizione politica o indicativa, bensì una più pragmatica. Il legale del comitato dà il via all'azione su alcune basi fondamentali. Si passa dalla stagione estiva alla pista ciclabile. Quest'ultimo punto, che oggi analizzeremo più a fondo, snoda più di una considerazione. Legittimità dei lavori, del programma di ricezione dei fondi, cedimenti fognari e motivazioni politiche. Siamo arrivati al punto di non ritorno. Al punto di non ritorno noi adotteremo un altro modo di agire, che non sarà più e che non potrà più essere quello del dialogo, ma sarà quello del confronto davanti a un tribunale. Noi porteremo in tribunale gli attori di tutte queste vicende, li porteremo in tribunale perché possano essere giudicati da un tribunale della Repubblica Italiana. Una pista ciclabile, tra virgolette, fatta in barba e in disottemperanza, se mi passi la cacofonia del termine, di tutte le leggi che ne regolano la messa in opera. Andremo a vedere pure come hanno chiesto questi soldi alla comunità europea spacciando per marciapiede per pista ciclabile, come intendono collaudarla. Queste sono cose che vedremo nelle sedi appropriate, le vedremo in tribunale. Abbiamo chiesto più volte al Comune di venire a fare in sopralluoghi per vedere di diminuire l'impatto che questa porcheria fuori norma aveva sulla strada, su 10 attività che insistono nel mare, ma sulla gente che arriverà e non potrà più fruire del mare perché non potrà parcheggiare. Allora abbiamo chiesto, troviamo, o dobbiamo pensare che c'è un interesse precipuo ad andare a legittimare la nascita e la crescita di parcheggi a monte della strada a pagamento che siano privati. Noi queste cose non le vogliamo pensare, ma nel momento in cui ce le troveremo davanti le chiederemo al giudice: scusi signor giudice, che ne pensa? Questi soldi sono arrivati per fare una pista ciclabile, hanno fatto un marciapiede, scusi signor giudice, che ne pensa? Viene avanzato quindi il sospetto di pressioni da parte dei privati proprietari di spazi adattabili a parcheggio, quantomeno di un movente, volto al foraggiare il divieto di sosta sulla strada, ma queste sono solo supposizioni. Il comitato ci segnala invece alcune problematiche concrete che versano sul tratto del lungomare. Si parte dall'eliporto e di un sistema d'allaccio che risulta quantomeno fatiscente. Le ringhiere pericolanti e in alcuni tratti vacanti completano il quadro dell'incuria igienica ed estetica, un quadro generico che porta Vita e il comitato a richiedere anche il consenso della cittadinanza. Una frazione balneare lasciata nelle mani di un abusivismo imperante sotto tutti i punti di vista, allacci elettrici abusivi, ambulanti che sono diventati a posto fisso, giostre messe dove hanno deciso di mettere. Noi non siamo contro nessuno, ce la diamo una regolata, cerchiamo di capire chi può fare che cosa e chi può fare che cosa, dove e come. Ci sono delle leggi che regolano o questo è territorio di nessuno o chiunque si può permettere di fare qualunque cosa. Noi queste cose le abbiamo sottolineate, le abbiamo dette con il garbo che ci compete, da persone per bene quale riteniamo di dover essere, ma non da stupidi. Adesso la misura è colma, siamo arrivati di fronte a una situazione di non ritorno e quindi approfittiamo delle vostre telecamere per invitare tutti i cittadini di San Leone che volessero prendere parte, anche alla gente che viene a San Leone soltanto in estate, e ai commercianti, agli imprenditori tutti, ai proprietari e alle società che possiedono e gestiscono gli alberghi, di venire mercoledì presso la sede dell'Albatros, dove con il nostro avvocato illustrerà le 3 denunce.